Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. La regione del Veneto è ancora in Emilia-Romagna con le donne e gli uomini della protezione civile. La terra emiliana è ancora sotto assedio da parte del maltempo. Sono le parole con cui il presidente della regione del Veneto informa la nuova attivazione a distanza di circa un paio di settimane fa della protezione civile del Veneto. Le strutture della Regione Veneto mi tengono costantemente informato sulla situazione dell'Emilia-Romagna. Tra ieri sera e questa mattina, ha detto, sono arrivati in 3 comuni della provincia di Ravenna 18 volontari e 3 dipendenti regionali. In questo momento stanno partendo anche una cinquantina di volontari e 2 funzionari diretti a Rimini. Siamo pronti anche con altri aiuti se ce ne fosse la necessità. Passiamo alla politica. Festeggiare legittimo il saluto romano? No. La neoconsigliera di San Stino di Livenza, che in favore di telecamera tende il braccio nel gesto tipicamente fascista, comincia nel modo peggiore il proprio servizio pubblico. È quanto afferma il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. Sa la consigliera, continua Martella, che fra pochi giorni sarà chiamata a giurare fedeltà agli interessi della Repubblica? Matteo Bellomo, segretario metropolitano del Partito Democratico, dice: l'euforia per la vittoria del centrodestra nel comune veneziano non giustifica in alcun modo questo genere di manifestazioni. Mi aspetto che il sindaco prenda le distanze e stigmatizzi il comportamento della consigliera. Apriamo la pagina della cultura. Chaord è il nome di un'installazione inaugurata oggi a Forte Marghera nell'ambito della Biennale Architettura 2023. L'inaugurazione di Chaord, l'installazione di Emmanuel Pratt, presentata da Sweetwater Foundation e ospitata a Forte Marghera negli spazi della polveriera austriaca, è il primo atto della Biennale Architettura 2023, in attesa della 3 giorni di preapertura che culminerà venerdì 19 maggio con l'inaugurazione del Padiglione Italia e del Padiglione Venezia. Ed ora lo sport. Si alza il sipario sulla 12ª edizione della Honda Jesolo Moonlight Half Marathon 10K e Ali Family Run, la spettacolare manifestazione internazionale di corsa su strada in programma sabato 20 maggio organizzata da Venice Marathon con il patrocinio e la collaborazione della città di Jesolo. Il supporto di Jesolo Turismo è titolata quest'anno dal brand giapponese Honda. Anche quest'anno la gara è a un passo dal sold out dei 5.500 pettorali, con atleti provenienti da ben 35 paesi stranieri e molti sono gli iscritti alla Ali Family Run di 3 km. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.